Altra vittoria dopo quella di Porto contro Borgorico, diciamo che il buon momento continua, ma avete fatto una buona gara. Sì, oggi volevamo confermare quello che era stato fatto domenica scorsa a Borgoricco e abbiamo fatto sicuramente un buon primo tempo, abbiamo trovato i 2 gol, poi il secondo tempo siamo stati forse un po' troppo bassi, però insomma stavamo aspettando la palla giusta per ripartire, l'abbiamo trovata e anche oggi con chi è entrato dalla panchina è stato decisivo, così come l'era stato domenica scorsa, e quindi continuiamo così. Sì, ce l'avevamo detto durante il precampionato, insomma, hai le soluzioni per portare nuovi schemi e anche nuove idee in campo e anche oggi si sono viste. Sì, ho tanti uomini più che altro, uomini dal punto di vista proprio umano, prima ancora che calcistico. Davide Kais è forse il primo tra questi, è stato decisivo appunto domenica scorsa, è stato decisivo anche oggi entrando dalla panchina, quindi ci sono tutti i presupposti per lavorare bene e spero per continuare così. È un campionato che ancora non ha preso fisionomia. Sì, si dice che il campionato vero inizia quando cambia l'ora, però insomma noi cerchiamo di farci trovare pronti, l'obiettivo è crescere domenica per domenica.